Non c'è futuro senza memoria, questo è il titolo della marcia silenziosa svoltasi nel pomeriggio a Padova. Organizzata dalla comunità di Sant'Egidio e dalla comunità ebraica, la marcia ha voluto ricordare la deportazione degli ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale. In alto sfilano le targhe con i nomi delle località in cui avevano sede i campi di concentramento. La marcia, partita da Palazzo Moroni, ha attraversato il ghetto, da dove vennero prelevati il 3 dicembre 1943 numerosi ebrei padovani, poi deportati prima nel campo di concentramento di Vò Euganeo e poi ad Auschwitz. Alla marcia hanno preso parte anche Don Giovanni Brusagan, delegato vescovile, Alessandra Coin della comunità di Sant'Egidio, Gianni Parenzo, presidente della comunità ebraica, e il vice sindaco di Padova Arturo Lorenzoni. Vice Channel News, Padova.